E quest'ora qui non t'avvia stella e l'ora di Yuga. E l'ora d'Ampara. Ma chi è l'ora di? Zabiantoni. Allora diciamo insieme. Saluti a tutti, felice di ritrovarvi stasera per giocare insieme ai Sapientoni Nanta Via Stella e auguriamo due squadre, due belle squadre. Attenti a squadra Cisimo, Paul Aurel, José Sampaolo e abbiamo stasera mon idole, Monsieur Hubert Tempête. Vabbè, cos'è sta squadra, Hubert? Cos'è sta squadra? Cisimo. Ah, ecco che Cisimo. Cisimo e ci restiamo. Non, parce qu'il m'a monté un machin à côté de chez moi, pizzeria. Et t'arrives, si mette qui così, oh Cisimo. Faccio le bizze low cost. Et c'est lui qui a eu l'idée. Hein. D'accord. Voilà, l'idée a sorti di qui. Je la sens bien, celle-là. Ah bah, speriamo che mi parli. Le soir comme ça, je la sens bien. Perché stasera è la giocare contro una squadra, Boltani stasera, hanno di giocato con noi, a squadra di la Socio Cor Supervive, Cesar Mazzotti, Cesar Benedetti, Natalie Mazzotti, salute. Due parole, la Socio Cor Supervive. A nostra parola, a nostra cosa si può associare con il bebè per i disimpiegati, per la precarietà e il loggiamento. Oh, ha riuscito a fare l'accordo. Saluto io, a me Sapientone, a me Patrizia Catacega, salute. Saluto a tutti. Stasera ci campiamo. Aio, me chi è ce tipo maio? Allez, giochiamo a raffica. Allora, per cominciare, conoscete il yoga, per cominciare a raffica ci le risponde il più presto possibile a certe domande, più o meno facile. Rispondete bene, pigliate 20 punti. Prima domanda. Chi è un nome di un battello assaltato da un GIGN di settembre di 2005? Quello che è notato. Cisemi. C'était Cisemi. Tocca a voi di rispondere. Se scusi, tocca a lui. Pasquale Bauli. Un battello si chiamava Pasquale Paolo, risposta buona. Domanda poi ai giovani. Chi cibo faccia subito pensare a Popeye? Popeye, cosa mangiava Popeye? Chi mangia Popeye? Spinaci. Les épinards, pour les Français. Voilà. Facile les épinards. Les épinards. C'est bon, hein, c'est bon. Voilà, merci. Non c'è pas compris la question. Parla la radio appena più forte, no? Ouais. On n'a pas compris la question. C'è 2 esordi qui. Va bene che capisce la Come si chiama un locco di proprietà di Tino Rossi in Aiaccio? Ça va, via Diabè, no, via Diabè. No, merci. Tocca a voi di rispondere. Lì, come si chiama? Oscoio. No, lì la secolaia. Oh là là. Scudo. E dice scudo. Aspettate un attimo, je prends ou je prends pas? Oui. Oui, moi je suis Neurose, si c'est mon cousin. Enfin, Le scudo, ascoltate bene. Scudo. Voilà, c'est bien. Allez, Merci. risposta a voi. On a gagné. bravo papa. In Londra. In Londra. Come si chiama un campanone nantadora Elisabetta? Liberté. Risponda Anieli. Ah bon, vabbè. Big Ben. Big Ben. Quello è il gioco di duella. Mi barello. Risposta una. C'è un campanone
de chi fa tre de gidone e a sapere chi se boule de visita un po' de mica oi, perché chi non fa de mica berte di ureame unido. Manco un cubiston. Non può de mica, Manco un cubiston. Oh, disgrazia. L'ultima domanda di Sarafica. Un luni di Pasqua. Come si chiama colazione che uomo va a vora? Cisimu. A merendella. Un luni piace, un luni di Pasqua, di sole di vesta. A merendella risposta vostra. Allora non finiamo più, ambia di amica. Ouais. Aspettate una seconda. 40, 60. La gare j'ai pété à noi. E giocano a varia via. Pas de problème. Questa cristiana mi fa me uno. Allora, a giocare a varia via. Una domanda e tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e Patrizia vi faccio tre proposte. E la cominciare anche col sopravvive. Ascoltate la domanda. Che canzone è stata scritta da Giovanni Nicoli e Toni Oliastroni durante l'occupazione tra... Allora, tra Bella Ciao, a Zampiera o Testamore e Fiore Rosso. Bella ciao. Mi dite Bella Ciao. Beh, giusto accanto. Gira a Zampiera. A Gira? A Zampiera. A Zampiera. C'était pas ça, c'était. Giovanni Nicoli, che l'ha scritto. Bella Ciao è una canzone italiana. Insomma, c'è un... Bella ciao. Vedo che un concorso che anche se li cantano, mi dice una Non, mais italien, canzone c'est vecchia italien. italiana. C'est bon, mo basso, due punti. Ancora, tocca a noi, tocca a noi. Di sti animali, qual è un mammifero? Allora, di sti animali qual è un nemico mammifero? O besciugagna, o delfino o a balena? Qui è Hubert Hazard. Un bel Hubert. Lequel de ces animaux n'est pas... Delfino. Lequel de ces animaux n'est pas un mammifère? Requin, dauphin, baleine, mi dite o delfino. E o delfino di un mammifero. Oui. E la balena di no. Dunque, Quando voi pensate che tempête accampato nell'acqua tutta la sua vita e capisci tu non dai i delfini sorte di l'acqua e per respirare che li sortono di l'acqua tempo e balene e i delfini perché hanno sono costituiti i soffiò hanno i polmoni dunque hanno bisogno d'aria i mammiferi sono mammiferi come noi ma bon. E un besciugagna è sangue freddo, sta sopra, è un vero pesce, sta sotto l'acqua. in che film dove lo gioca Robert De Niro si posante? Je le fais ou You're Talking to Me? Tra. Allora, Laurent qui parle inglese. Raging Bull, Le Parrain, Taxi Driver. Le deuxième. Le parrain. Le parrain, non? Le parrain. Alors, le parrain, Robert De Niro e in film Le Parrain 2, posto che lo gioca Corleone giovane e non dici mica You Talking to Me. J'étais pas né. E il secondo, l'hai detto, mi Il secondo dirà Le Parrain, ma il terzo dirà Taxi Driver. Eh ben, j'ai dit le parrain, moi, le deux, papa. Taxi Driver, chi gioca un ruolo di un chauffeur taxi che si lascia bigliare a scimita di notte newyorkese, sapete? Avec Jodie Foster. E voilà. L'ultima domanda. Bon, écoutez bien, hein. Allez. Qual è su di fratelli di Napoleon è stato re di Spagna? Tra Guillermo, Luciano o Giuseppe, Jérôme Lucien Joseph. Oh, riflettite tutti insieme. No. Non so mica Napoleone. Dunque, re di Spagna. Je ne savais même pas qu'il y avait un frère. Jérôme, Lucien e Joseph, tutti e tre erano i suoi fratelli. E adesso, Jérôme. 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 Ça aurait été Joseph, Ouais. non? D'après la tête de Patrice, je sais pas ça. Jérôme non è Michael o Hubert. Eh Ne no, vediamo. Allora, si assomiglia. era re. Ça
s'assomigliavano a Reggio, s'assomigliavano assai, erano fratelli. Ma Jerome era re di Westfalia, invece di Giuseppe, il più anziano, è stato re di Spagna, re di Napoli. Gli spagnoli non buiano bade, perché dicevano che era un intruso, più di que. I soprimi degredi, la fatti, a Nantes, l'alcol, e gente alcoolizzate, et io carte, allora pensate. Mais ça, c'est des questions difficiles. Hein. Oh. Ma bon. O se no, avete 40 punti, quantunque, so in testa con 60 punti, bravi. Allez, giochiamo a trappola. Allez, innanzi di scoprire con me e domande di nostri candidati, un saluto a scuola, al collegio di Portiveti con noi stasera e 5 bislingui. Salute, siete numerosi, spero che passate un bel momento con noi. Les quinti bislingui en français, les 5e bilingues. Content d'avoir des jeunes sur le plateau. Bon, cominciamo ancora a vostra trappola, te. Allora, veramente chi? Se li rispondono bene, pigliano 40 punti. Se non hanno mica risposta o rispondono male, pigliati poi 20 punti. Allora, appena di storia. Fai écouter. Ancora l'histoire, allez. Conoscete a Muradu, ben inteso? Murati appena? Allora, in che annata fu classificata a San Michele di Murato come monumento storico? In che annata? Je sais, tu connais. Pas trop questions, non. A 2 o 3 anni, quantunque. Sono mica noi. A 2 o 3 anni, quantunque, allez. Ma la Sofia amica. Et José, il a été moitié muraté. Il stato murato. Ma me le dico, la sa amica. C'est le début du siècle, non? La sa amica. Eh ben, le milieu du siècle, c'est 500 ans. Hein. C'est fini la question. 50 ans. 1800, je sais pas s'ils ont... 1864. Classé monument historique, classé au titre des monuments historiques. In che annata? Ah, allora... Non, mais c'est 70. 74. 74. Oui, mais des... 1900. C'est ça. 1974. Un peu par là, ou un peu plus tard. Un peu plus tôt. 1840. Voilà. Pas loin, hein. À 130 ans près. Putain, à 130 ans près, on y était. Allez. Una 140 points. Attends, mais ça, c'est un doigt. E glielo trisciato. Ancora un ritratto, allez. Attends. Allora, in che paese di Corsica potremmo vedere stai già qui, ripetite appena. Là, c'est une question facile pour eux. Beh, Pourquoi? Regarde. regarde, In che paese di Corsica potremmo vedere stai già. Pas Cargèse. Pas Cargèse, on n'a pas le droit. On les a déstabilisés. C'est pas la même question qu'avant, non? Infine, un soffio amico da un pezzo, siete tutti soffi. Tutti io chi contro. Hubert, on s'en fait quand il est canteso. Avec qui tu es? Avec moi ou avec le lion? Je ne le dis pas. Alors, tu me le diras. Io chi contro. In che paese dunque si può vedere stai già qui? Ma c'è mica di quando è là, l'età. C'è manco un nome, no? Non è mica quella di... Non è ma mica tu quella di... rispondi subito, No, Hai siete devoto. A Luciano. Dunque mi Peut-être, dite, Vous brûlez. Sento dei voti alla Luciana. Santo No. Devota Luciana. Quello della Magana, Allora direi già di Trinità e di San Giovanni Naregno. Ah, Calvaire, à Côte-Val. Una chiesa pisana dell'XI secolo, classificata monumento storico in 1883, che si riconosce ai personaggi e agli animali strani sculturati accanto alla facciata sotto al hotel. Che annata? Ecco, Che annata? 1883, a un monumento storico. Classificata. Allora, Era la moneta. Non c'era mica cudonne dampi. E c'è dei coglionato così, Non c'era mica cudonne dampi. Hai già moneta, va? all'epica c'era mica cudonne. gli faccio un bel i ritratti all'epica in 1883 Beh, c'era mica tutto il mondo cudonne. taglia uso Polaroid Qui c'è cudonata.
qui è cutunata, dunque questa c'è messo dell'errore. Ah, già perché? Se qua su conosco un paese, c'è giù fatto una serenata, e con tu ci sei fatto la serenata questa. All'epoca si aveva gettato. O se no, quando tu hai un momento, vai a dire che ti hai 60 punti, comunque, sono sempre in testa ancora 80 punti, 80 punti. L'idole des jeunes. E anche su bello pubblico stasera e ma proa di giocare a sciapacapo. Ascoltate bene, sciapacapo. Ci voleva trovare un personaggio conosciuto, Primo indizio anche Patrizia. Allora, sono originario di un paese dove a Castagna chiamano... Vai di a Gassagniccia. No, Allora, si cerca una cerchiamo un personaggio. Che si chiameria Castagniccia. Allora, no, ma continueggio. Sono originario di un paese dove a Castagna chiamano marron. Se li voltessi va bene, quei suoi amici buedi sarebbero elli delusi. Parata. Personaggio. Oui, c'est un personnage. Quoi? Chi ti ha detto un'idea? Parata. No, Bagata. si cerca un personaggio, una persona. Adesso è lunga sta serata, adesso è lunga. C'est dans la même école. Allora, un altro indizio. Allez, Ci rammentiamo che cerchiamo un personaggio. Non, ils étaient dans la même école, c'est pour ça. Era neanche un mio cognome, una nonna State chi vede assente. con un mio nome. Che ha giubigliato quello di Babone, giusto appunto. E lui sì che ha saputo fare l'improvvisata. Aveva 13 anni quando lui morse e ha lasciato e Tramanda. e Tamanta, ci ha detto Tramanda. Dunque. Tamanta. Papagiuro. Rapicchia. o Abone ha pigliato un nome di uso Abone. Sto personaggio che era un poeta improvvisatore. Papagiuro. Di sto paese dove chiamano a Castagna marron. Papagiuro. Allora, un'idea o no? Solo? Papagiuro. Pampagiolo, no, un Micaello. Pippo Fiori. Un altro indizio, Patrizia, lì. Ale, da giovane ha suonato e cantato con la serenata Iacina e poi ha scontro a Pedro e a Juan Paolo e tutto cambiò in Corsica. Gelfucci. Quel Fucci. No, un Micaello. Ci avviciniamo. L'ultimo indizio, allora, è per 30 punti. Per via di me, a musica corsa sono altro che tradizione, posto che l'ha giù mischiata con quella irlandese o sudamericana, prima di lampare i accordi, tutti in piazza. Questo è un indizio, tutti in piazza. Suonato. Allora, I Mouvrini, no? i Mouvrini, no. Un personaggio. C'è un Patrizia, quando lo si parla di tutti in piazza, si parla di Piazza si parla di Minigale. Minigale, lo conosciamo tutti, che ha fondato Cantavo con Pedro Guelfucci e Juan Paolo Boletti, che ha fatto ricerche, che ha portato assai la musica corsa e sto sono di America Latina, che l'hanno i diamadialesi di appena in u per via i Minigale, e dunque ha creato tutti in piazza e tira un violino di Minigale, poeta improvvisatore di in due un marron in nevisa. Ma si ha dite tra di voi, la di, ma mica noi. Dunque, tutto sarà giocato. Giocato da un pezzo in nevisa. Come dico, hai giocato Gianturte. Ma però senti sempre in testa. Ma i nostri sapiantoni ci siamo. Anche 100 punti, 7 sapiantoni, bravi. No, 60 e 100, come prima. Eli. Allez, rigali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso altaoggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario FNAC Ajaccio.
L'altri saluda Lica, cui produtti industriali di Gorsiga Gastronomia. Et bon, crédit qui ont mis ministère, ouais, facile, hein? Enfin, je saurai moi ce que je vis. Basta stasera, venite giocare con noi, sapientoni.tv o la nostra pagina Facebook. Bravi, due belle squadre stasera. Ci siamo campati, ringrazio il pubblico di noi, ringrazio la mia Patrizia, mi Sapientoni a me. Ci ritroveremo da qui a poco, da qui una stondetta di informazioni, non ta via Stella. Ciao. Venite pure, venite.